pierdute, chiamă Mântuitorule și mă mântuiește. Binecuvântat Doamne, rătoarse-ne pe noi de Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Chiediamo a Dio Padre l'abbraccio per sempre, un abbraccio tenero, paterno, a questa vita spezzata di Irina e del suo piccolo Nicola, così lo voleva chiamare. Chiedo consolazioni per coloro che improvvisamente sono lacerati dall'assenza di volti e di sguardi indimenticabili. Sento l'importanza di accostare questa dolorosa vicenda con grande rispetto, con grande compassione, evitando atteggiamenti di giudizio. Più che interrogarci sulle cause del tragico evento, invito a sentirsi partecipi vicini al dolore dei familiari come noi stessi fossimo colpiti. È un dolore della famiglia di Irina e del piccolo Nicola, ma è anche un dolore molto grave per tutti noi. Infine, per ciascuno di noi, il dono di custodire la vita come il talento più prezioso, cogliendo spirali di luci anche nel buio profondo. Ecco, vi lascio questo breve pensiero di introduzione. Viviamo ora, cari fratelli, così numerosi, presenti, quanto più sappiamo sperare e infondere speranza. Me l'auguro dal cuore. Ecco, con tanto affetto e riconoscenza, perché anch'io ho conosciuto questa ragazza e mi ha fatto piacere anche di incontrarla madre. Spero che le sue lacrime siano asciugate presto anche a lei dal buon Dio e da tutti noi.